esperienza, però dal loro punto di vista. Quindi non so, magari avere queste sale aperte di riunione sociale o condivisione. Esatto. Assolutamente. Sì, stavo dicendo la stessa cosa. Perché, vabbè, faccio una premessa, mi ha già presentato chiaramente Fabio Scarpa. Oggi il nostro principale obiettivo cos'è? È quello di essere al passo con i tempi, capire i tempi. Sono un po' in imbarazzo perché non sono arrivato tra i primi, quindi sono arrivato qua pieno di appunti, pensavo di essere documentato sull'argomento, invece devo ripassare un po' la lezione. Ed è fondamentale perché altrimenti corro il rischio di restare indietro rispetto a quello che è la tendenza, rispetto a quello che è il mercato. E quindi bisogna essere sempre updated, sempre sul pezzo. Io ho per abitudine anche con il mio team di dire ragazzi, idee, iniziative, cose, cosa facciamo? Su tante, questo mi piace come idea, la condivisione. Ci sono delle strutture alberghiere che si chiamano tablet hotel proprio per cercare di rendere molto più dinamica questa cosa. Arrivo in un hotel, sono da solo in una città come Milano, la prima cosa che faccio quando entro mi danno un tablet dove posso comunicare con gli altri ospiti dell'hotel. Troviamoci a pranzo, mangiamo insieme, facciamo due parole e diventa poi un appuntamento. Quindi anche una cosa molto, molto innovativa, diversa, perché sempre di più bisogna far vivere a questi giovani ragazzi delle esperienze, non dargli degli stereotipi di alberghi, bello, sì, nuovo, pulito, fondamentale, sempre però devono arrivare a avere un qualcosa che possono condividere immediatamente, da postare subito su un social, da mandare agli amici, al di là di quella che è la camera, quello che ho letto nei vari articoli che ho trovato, è quello di ritrovarsi in un ambiente assolutamente fuori dal comune. La camera sì è importante, ma è molto più importante il dove sono e che esperienza sto vivendo. Noi nel nostro piccolo, io sono in una splendida villa del 500, adesso abbiamo fatto una cosa molto simpatica, che è una cornice del stile antica, vuota, dove mettiamo a disposizione un tavolino dove ci si può fare un ritratto del 500 e postare questa foto simpatica con dietro. Uno si può scegliere il soggetto, Ercole al bivio, piuttosto che abbiamo tantissimi soggetti, uno sceglie quello che gli piace di più e si posta, ed è una cosa un po' particolare. Ci siamo inventati anche altre cose, ad esempio non a caso io mi sono fatto crescere la barba solo per novembre, perché una ragazza del team ha detto bene, novembre, perché non facciamo Movember? Cos'è? Vediamo, Movember, lo slogan cos'è? Un baffo per la vita. È una campagna mondiale sulla sensibilizzazione degli uomini a fare dei controlli per tumore alla prostata. Quindi tutti si fanno un selfie col baffo e poi si posta, diventa social, virale, crea click, condivisioni e via discorrendo. Questo che cosa fa? Noi l'abbiamo fatto perché vogliamo essere vicini ai nostri clienti, ci teniamo a prenderci cura di loro, del loro benessere e via discorrendo. Io sempre per cercare di fare qualcosa di diverso, vedo che apprezzano molto, ho creato una zona dove poter andare d'inverno che fa freddo senza prendere freddo, andare a fumarsi una sigaretta. Però che cosa ho fatto? Ho scritto, gentile cliente, ricordati però che il fumo fa male, mangiati una mela, c'è un bel cesto di mele verdi dove mangiati una mela invece di andare a fumarti una sigaretta. E queste sono cose che alla gente piace, fatti la foto, condividi e via discorrendo, proprio perché bisogna fargli vivere un qualcosa di diverso, non solo semplice arrivare in una struttura e rimanere così fino a se stessa. Poi è ovvio che da parte nostra, da parte dell'operatore, da parte vostra, ci deve essere che cosa? Un grande sforzo, un grande spirito di adattamento ad essere molto orientati alla clientela. E qui entra in gioco poi Prete, che vi spiegherà appunto in che cosa bisogna insegnare poi ai ragazzi quando entrano dentro le strutture, spiegargli quali sono le dinamiche, che cosa alla fine andiamo a cercare, proprio entrare in sintonia col cliente finale,
per capire un po' che cosa si aspetta dalla nostra struttura e chiaramente cercare anche là di dargli sempre quel qualcosa che in realtà non troverebbero mai dappertutto. Noi oggi come oggi torniamo di fronte a delle realtà Airbnb, noi adesso su Mestre, ahimè, ci troviamo di fronte all'arrivo di tutta una serie di strutture, di ostelli, ma perché nascono queste cose? Perché c'è la richiesta. E cosa facciamo noi per continuare a mantenere gli hotel pieni, a differenziarci poi da tutta una serie di dinamiche? Idee, capire soprattutto chi andare a colpire, perché non è detto che poi dopo i millennials necessariamente vadano in un ostello, possono comunque continuare anche ad andare nelle nostre strutture, ma come andiamo a prenderli? E qui siete voi che ce lo dovete dire. Noi ci documentiamo, cerchiamo di stare al tempo, però lei ha avuto una bella idea. Adesso, come diceva il mio collega, dai, tiriamo fuori qualche altra idea, voi di una struttura alberghiera, cos'è che volete, cos'è che andate a cercare? Allora, mi sembra che abbiamo introdotto altri due aspetti, l'ecologia, la salute, l'alimentazione, gli orari, diciamo, infatti su molte ricerche c'è che le stanze non interessano più col tavolo, con la cosa, ma oltre al tavolo, perché poi ne parliamo già da anni, da quando c'era già la cosa digitale. Cosa serve per caricare tutti questi apparecchi elettronici? Le prese. Io continuo a girare alberghi, anche nuovi, dove ce n'è due, mi tocca staccare il frigo con la televisione. Ieri ho fatto, mi sono andato a pigliare la presa multipla. Le prese multiple. Esatto, infatti dovevo poi dire non col carica ma con la presa multipla, perché tanto è così. Quindi eliminiamo il tavolo dalla stanza, facciamo una bella lounge dove tutti si ritrovano, eccetera. Che altro possiamo fare? Dai. Io? Allora, io avrei pensato di allestire una sala, sempre una sorta di cornice ma tecnologica, dove le persone postano il loro selfie o la foto con l'hashtag, così che l'hotel venga promosso e poi le foto vengono pubblicate in una pagina sì, dell'hotel o comunque affiliata all'hotel e la foto con più likes dice un soggiorno in hotel o comunque nella catena. O l'altra versione sarebbe quella di ideare un itinerario per promuovere il territorio lungo il percorso, scattare sì delle foto, sempre da mettere con l'hashtag sul luogo dove si trovano le persone, l'hotel, e sempre la foto con più mi piace vince il soggiorno. Ti assume lui. Allora, questo è giusto. Ci sono già tante realtà che fanno questo genere di attività. L'Ibis Hotel ha attivato Snapchat per condividere foto all'interno delle strutture. V-Hotels permette di fare quello che hai detto, facendo delle foto utilizzando il logo dell'hotel e quindi nel momento in cui si fa la foto automaticamente si fa pubblicità alla struttura alberghiera, quindi condivisione, like, premi e via discorrendo. Addirittura un'iniziativa del Tourism Australia ha creato un'app per portare i turisti in determinate postazioni selfie per fare in modo che venga nei luoghi più spettacolari, proprio per condividere tutta una serie di itinerari, di percorsi e quindi fare pubblicità e sviluppare ancora di più determinate tematiche. Starwood ha introdotto WhatsApp, quindi quando arrivano i clienti li danno direttamente, possono comunicare col concierge via WhatsApp. Immaginate la comodità di poter starne in camera, nella hall, mi sono dimenticato, non so come andare, e il portiere riceve il messaggino, chiamato il taxi, arriva fra 5 minuti, cioè questa è l'evoluzione, non c'è niente da fare. Ormai siamo sempre più mobile per qualunque cosa ed ecco che bisogna essere sempre più veloci, sempre più attenti poi a soddisfare in tempo reale l'esigenza dei nostri clienti. Non ci sono più orari, non c'è più niente, sono le 5, dove vado a prendere il tè? Messaggio, il concierge risponde
e via discorrendo. Quindi questa è l'evoluzione, per cui bisogna essere sicuramente pronti anche a metterle in pratica in maniera molto veloce. Non verrete più puniti perché siete su internet, su Facebook o WhatsApp o col telefonino. Il problema è che non perdonano da quanto emerge, perché sì, se metti un'applicazione così, pretendo io, millennials, che anche se alle 2 la notte ti mando un Facebook e ti chiedo una stanza, guarda, tant'è che alcuni alberghi hanno già messo i social media manager piuttosto che altre figure, e inizialmente sembrava quasi uno scherzo, invece ora arriva una prenotazione e la gente dice: ma come, io ti ho mandato, pretendo, perché Facebook ti vedo come persona reale, non come un'azienda a cui mando la mail, aspetto 24 ore la telefonata e 5 spese, insomma tutte le vecchie regole d'albergo sono stravolte completamente. Solo vuol dire essere H24 a livello globale, se fa una struttura così, e comunicare in modo smart, perché a loro non interessa più il pregio, signore, la ringraziamo che vuole sapere il prezzo, la camera, sì, anche perché contattato. Il nuovo linguaggio cosa sono? Voi lo sapete meglio di me, basta vedere i vostri telefonini, faccine, manine, cioè è gara a chi ha l'emoticon più innovativo, no? Quindi anche noi ci dobbiamo adeguare. Io spesso prendo in giro i miei collaboratori, quando in giro nel senso che per cercare di essere giovane e essere un pochettino più... adesso mi farò tatuare un emoticon qua sul pollice, quello che tutti quanti utilizziamo più spesso, che sorride, e quando qualcuno fa qualcosa di bene gli farò vedere bravo, e quel mio emoticon è il direttore non lo faccia. Se lo vai fa. in Turchia però il problema però... devo tenere tutto no, faccio per dire, e questo è uno degli aspetti che bisogna tenere in considerazione, per cui sì, avere persone che sappiano comunicare in modo smart, quindi che abbiano anche certe caratteristiche, poi bisogna anche saper scrivere, bisogna saper rispondere in maniera cortese, educata, bisogna rispondere alle recensioni, bisogna starci dietro, perché io mi rendo conto che sempre più i clienti, al di là della recensione, vanno a leggere le risposte, e quindi è fondamentale anche lì avere una linea, avere un modo o un'ironia. Su questo mi piacerebbe avere Claudio rispondere a certe recensioni per vedere cosa scrive, perché avere uno stile è comunque una cosa fondamentale. In mezzo a tutta questa tecnologia comunque bisogna ricordarsi che ci va un'identità, ed è fondamentale, bisogna decidere quello che si vuole essere e poi perseguire il proprio fine, avendo sempre un filo conduttore di quello che facciamo, perché altrimenti rischiamo di essere tutto e niente. E quindi in questa tecnologia, ne parlavo prima, occorre avere una visione globale anche di quello che è il marketing, di quello che si vuole fare. Bisogna avere un'idea e crearsi un prodotto che abbia certe caratteristiche, perché altrimenti in questo mondo qua chi ci viene a cercare rischia di essere un po' disorientato, e allora si rischia di non arrivare, di non colpire nel segno. Stando attenti a non essere troppo invasivi, Certo. perché il rischio è quello di essere troppo invasivi. Io vedo ad esempio, prima di passare la parola alla signora, io vedo ad esempio che uno dei temi difficili al giorno d'oggi, anche per chi fa un mestiere diverso da quello dell'albergatore, ma di quello che fornisce i servizi all'albergatore, è quello di stare dietro a tutti i mezzi di comunicazione che consentono i vari social media, per cui Facebook, e ti scrivono dicendo: guardi, ho questo problema, e te lo scrivono su Facebook, per cui mi tocca avere sempre Facebook aperto la mattina, perché mi arrivano i quesiti alle albergatorie a Facebook. Quando bene male, voglio dire, c'è un telefono, il mio cellulare sul biglietto da visita che ho regalato, non si aspetta anche la telefonata, no, ti mando ma la cosa più incredibile è LinkedIn, che io non uso mai, che non so usare, che mi dicono essere molto valido, non lo so usare, ma mi arriva ad esempio l'ultima figuraccia, tra virgolette, con la scuola delle librerie di Losanna, che avevo fatto una presentazione qui a Venezia e mi avevano chiesto per ben 10 volte di essere colui che li presentava. Poi all'11ª, per fortuna, l'ho aperto e l'ho trovato. La persona, voi ci crederete, ma è la moglie di un mio compagno di università, quindi ci conosciamo benissimo. Poteva fermarmi per la strada, invece ormai c'è questo sistema di rapportarsi per cui ci si scambia i messaggi. È più vita reale quella virtuale che quella dell'incontro normale, ci vediamo al bar, ci vediamo in associazione, via dicendo. Quindi è vero, rischia però di essere molto invasiva questo, a volte diventa difficile da gestire. Ma
volevo dire, dottor Scarpa, che ha appena aperto LinkedIn, ha trovato diverse conferme di competenze da parte anche sì, no, senza ombra di dubbio. Allora, ve lo racconto, dopodiché cedo perché la parola è. Mi chiama Confindustria Padova, lo dico tranquillamente, mi chiedono se voglio partecipare alla loro selezione, faccio la selezione, mi dicono, ma come mai lei non è su LinkedIn, il cacciatore di test? Io non so neanche cosa sia, allora mi spiega che cos'è LinkedIn e mi dice, guardi che uno come lei deve, perché noi cacciatori di test cerchiamo solo su LinkedIn. E sono rimasto così, non lo sapevo, e allora ho messo la mia pagina su LinkedIn. Da quel momento in poi sono diventato anche, voglio dire, il bersaglio, voglio dire, di molti direttori d'hotel, capi di ricevimento e via dicendo, che ovviamente cercavano di interagire con me, cosa che io faccio però non cercando altri lavori, lo apro ogni 15-20 giorni al massimo, proprio per mancare la risposta. Cedo la parola quindi numero 3, ecco, alla dottoressa, perché si è invertito il ruolo, ha parlato il dottor Zingarelli, la dottoressa Chiara Balestrin, che invece, avendo un'agenzia di viaggio, immagino ci spiegherà invece come si intercettano dal punto di vista dell'agente di viaggio, che mi sono accorto è un mestiere radicalmente diverso rispetto a quello dell'albergatore. Lo dico perché ho fatto l'amministratore di un'agenzia di viaggio per un'associazione e ho scoperto che assolutamente diverso. Buongiorno a tutti, io sono Chiara Balestrin, appunto rappresento la voce abbastanza forte. Rappresento l'agenzia viaggi che si chiama Asolando, un'agenzia online, e oggi mi trovo di fronte al mondo alberghiero che, come diceva appunto il dottor Scarpa, si distingue un po' da quello che è il nostro lavoro. Ho sentito qualcuno prima che parlava di valorizzazione del territorio. Ora, ahimè, spesso gli agenti di viaggio, parlo degli agenti di viaggio incoming in questo caso, si confondono con la figura del promotore territoriale. Però, ahimè, noi vendiamo esperienze e chi meglio di noi può giustificare l'essenza del turismo esperienziale, e di conseguenza il territorio è per noi il primo traino. Dico sempre che il primo, non parlo di viaggi di lavoro in questo caso, ma parlo di viaggi leisure, il primo motivo di viaggio è sicuramente la meta per l'utente che abbiamo davanti, quindi è fondamentale collocare un hotel, un'esperienza, una persona nel contesto di un ambiente territoriale. Venezia non è più lo stereotipo di Piazza San Marco, per fortuna, non è più la gondola. Quello che è cambiato oggi è il modo di fare turismo. A me piace identificare queste persone come dei viaggiatori, non come dei turisti. Dei viaggiatori che hanno l'esigenza di conoscere un territorio e di conoscere il contesto che è all'interno del territorio. E questo dal nostro punto di vista è il ruolo fondamentale che abbiamo. Ora vi faccio una domanda per capire, per avere un supporto anche dal punto di vista vostro, che è arrivato appunto dall'ambito alberghiero, per capire come online riusciamo a dare un valore aggiunto ad un prodotto piuttosto che ad un altro. Cioè, come riusciamo a far percepire nella velocità immediata, senza l'utilizzo della voce, senza l'utilizzo di una persona, solo attraverso emoticon o messaggini, Facebook o mail e quant'altro, qual è il valore aggiunto? È chiaro che la forma del messaggio non è più quello che distingue la qualità di un albergo o la qualità di un servizio turistico, però vorrei capire da voi come trasmettereste il concetto di imprenditorialità, di professionalità e di eccellenza nell'accogliere i turisti qui nel nostro territorio. Prego. Io prima, come dicevano loro, sono dell'idea che per esempio sui portali come possono essere Booking e TripAdvisor, in cui il direttore, in questo caso di un hotel, ha la possibilità di rispondere, non debba fare le risposte cosiddette fatte, perché tante volte si va a vedere le recensioni e su tutte le recensioni c'è la stessa identica risposta. E secondo me questo è sbagliato, sì, perché è la risposta che contraddistingue appunto un hotel dall'altro e ci fa anche capire appunto il contesto in cui andremo a servire. Ora mi metto di fronte a una
viaggiatore che decide di andare a Venezia trova 4 alberghi 4 stelle, posizione centrale in tutti e 4 i casi, e il prezzo è lo stesso più o meno, variazione di qualche euro, ma sappiamo che la leva prezzo non è così fondamentale per alcuni aspetti, e devi scegliere. Ok, allora o va su booking.com e arricchisce Booking, come dico io, e quindi fa una prenotazione buon a posto, non ha nessun contatto diretto, è come se comprassi un paio di Nike, oppure sceglie in un modo diverso. E quindi appunto la risposta nella recensione è un passaggio poi successivo, ma in fase di prenotazione o comunque di scelta del turista, qual è secondo voi, come possiamo trasmettere questa empatia, questo valore aggiunto? Prego. Parere mio, l'importanza fondamentale è quella dell'immagine che si trova sia su Booking che nel sito dell'hotel stesso. Quindi la visibilità, diciamo, l'immagine fotografica. E la chiarezza del sito stesso. Perfetto, quindi la comunicazione. Voglia di guardarlo, che non ci capisce niente, quindi come fa a guardarlo? Non è possibile. La chiarezza del sito, la comunicazione del sito e le foto all'interno di esso. Che devono essere comunque positive. Un cliente, c'è l'occhio alla fine, ha la parte maggiore nella scelta. Perfetto, questa può essere una cosa molto simpatica, cioè la parte comunicativa. Una volta si stampavano le brochure ed era molto semplice sinceramente, perché dallo spessore della carta o dal carattere a rilievo del logo si capiva di che struttura stavamo parlando e percepivamo la qualità dell'albergo. Oggi siamo su uno schermo tutti e spesso usiamo anche template molto simili l'uno dall'altro, quindi cambiamo davvero la foto. La foto è un ottimo suggerimento perché dato che siamo nell'era digitale tutti sanno fare uno scatto con smartphone e il concetto di foto professionale, di rappresentazione di una struttura alberghiera è molto diverso. Quindi effettivamente l'immagine fotografica è una cosa bella. Ci sono altre idee? Questo è un passaggio secondo me molto molto difficile da riuscire a far percepire al cliente, perché il cliente spesso, allora se ha fretta va su Booking, prenota la camera, viene a posto, e abbiamo capito che è uno dei maggiori veicolatori, no? Io personalmente chiamo, sono tornata un po' indietro e voglio sentire chi mi risponde. E magari prenoto il telefono, quindi paradossalmente io che sono una generazione X e che mi approccio ad un pubblico che comunque ha il telefono in mano, sono legata a un numero di telefono a una persona che mi risponde. Perché non so se voi siete d'accordo, ma percepisco chi ho dall'altra parte e la qualità della risposta mi determina probabilmente la scelta. Perché a scuola che comunque funziona sempre. E il passaparola, secondo me, prima parlavamo di condivisione, eccetera, eccetera, è un passaparola che è passato su una dimensione diversa, effettivamente. È passato online, quindi non c'è ovviamente il rapporto diretto, ma c'è comunque una percezione più diretta. Quindi vi invito, sì, a considerare i social, a considerare l'immediatezza, a considerare WhatsApp, che per me è uno strumento fantastico, perché io spesso fungo da concierge online perché mi trovo il cliente e lo seguo nel suo tour via telefonino effettivamente, però vi invito a non sottovalutare il primo aspetto, che è il rapporto interpersonale che si crea con l'ospite, che è quello che dice buongiorno, ben arrivato. È vero, uno smartphone, un tablet può essere utilissimo nell'aspetto di condivisione e quindi di promozione della struttura, però nell'aspetto del turismo esperienziale, come lo vogliamo veicolare noi, secondo me il rapporto, quello che ci distingue, soprattutto quello che distingue noi italiani, è il valore proprio, il valore della reciprocità, della condivisione di un'esperienza. Questo è il mio appunto da agente di viaggio. Agente di viaggio è un nome un po' strano per me, no? Non sono un agente di viaggio, non vendo cataloghi o non vendo pacchetti preconfezionati. La mia mission è creare viaggi su misura in base a quello che il cliente sta cercando. Quindi non ho un catalogo, onestamente non abbiamo un catalogo, lavoriamo solo online. Non abbiamo neanche un e-commerce, paradossalmente, perché se tu proponi un pacchetto o comunque un'esperienza che parte dal giorno X e forse arriva a sera, oppure parte dal giorno X e arriva dopo 2 giorni, il cliente vorrà sempre la sua versione, perché quello è il suo viaggio e quindi tenderà sempre a personalizzarlo. Quello che il nostro strumento internet, il nostro strumento web vuole fare è cercare di guidare
l'utente a dirci quanto più possibile per riuscire poi a creargli il suo prodotto. Ed è quello che succede anche in ambito alberghiero, credo, no? Quindi mi piace di più il Prosecco, ma mi piace anche vedere la cultura, ma mi piace anche vivere l'esperienza con i locals. Ecco, le esperienze con i locals sono cose che oggi sono di vitale importanza per noi, no? Il fatto di andare al mercato con la signora e di comprare l'insalata, la cipolla, il pomodoro per fare una pasta magari fatta in casa è una cosa che per noi è assolutamente normale, per un turista, meglio viaggiatore, è il valore aggiunto, è quello che determina una valorizzazione del territorio e dell'autenticità dell'esperienza stessa. Mi sono perso il primo filo. No, però il sunto del mio intervento è proprio quello di farvi considerare sì i social, sì l'era del millennio, ma di mantenere comunque alto, importantissimo, e il primo, la difficoltà è riuscire a collegare i due aspetti, mantenere comunque il valore del rapporto interpersonale con le persone che vengono. Come dicevo, il mio è un rapporto da persone che vogliono vivere delle esperienze, non vogliono solamente dormire. Il dormire è una necessità per loro e quindi trovare una struttura che li ospiti. Il motivo del viaggio risiede sempre nella realizzazione di un'esperienza, non tanto in una visita del territorio, ma nella realizzazione di un'esperienza che si portano a casa, ovviamente poi condividendolo. La condivisione fa bene a noi, perché di fatto una condivisione è marketing, è promozione, è un commerciale, no? Quindi piuttosto che andare alle fiere cerchiamo di valorizzare questo aspetto qua e cerchiamo di avere il passaparola online, così giustifica chi meglio che ha provato i nostri servizi può giustificare il fatto che siano degli ottimi servizi. Posso solo confermare quello che hai detto te prima, perché qui eravamo a cercare perché i millennials, come li attiriamo, ci siamo dimenticati la cosa fondamentale, che il wifi deve funzionare e ci deve essere. Questo per i millennials, per gli altri, è uno di quegli aspetti che purtroppo ancora spesso è gratuito, naturalmente, è scontato, è come forse in un curriculum, oggi nessuno scrive più la patente. È come la tabletta. Esatto, deve essere pulita e ci deve essere la carta, ma quella non deve essere virtuale, perché comunque molti clienti, mi capita a me sostituendo a volte il collega che c'è a pranzo, eccetera, capitando se i telefoni sono occupati, sentirsi dire poi, ho trovato lei, grazie, così, guardi, ero in dubbio se, ora prenoto sicuramente. Io non ho detto, ero il direttore, non aveva nessuno risposto. Cioè, è quello che comunque poi fa la differenza, perché alla fine uno prenota online, eccetera, però c'è tutto un mondo anche reale dietro. Cioè la vacanza alla fine la vengono a fare davvero al mare, tutti lo fanno, non lo fanno via telefonino, in spiaggia ci vanno, piuttosto che in gondola o quello che possono andare in posto, no? Sì, quello che è importante è gli storytelling anche del posto, oltre a far vedere delle belle foto, perché purtroppo attraverso il video non si possono ancora far assaporare i profumi, e allora che cosa bisogna fare? Bisogna far vedere anche dei volti umani, far capire che si sta andando in un posto dove ci sono delle persone fisiche che vi parleranno, e quindi riuscire a dare anche un'identità a questo posto che vediamo. E quindi anche noi adesso ci stiamo attrezzando per fare una foto di gruppo con tutto lo staff, in maniera anche un po' fuori dagli schemi, insomma, no? La classica foto come si usava negli anni 80, dal più grande al più piccolo, tutti belli. Abbiamo già qualche idea, insomma, qualcosa di simpatico, di un po' fuori dal comune, perché la gente, il cliente finale, quando arriverà, troverà quella persona a fare l'accoglienza, quella persona a portare il cappuccino la mattina, che gli farà la camera, però creargli proprio delle aspettative. Non vedo l'ora di arrivare per incontrare queste persone, per vedere, e cominciare ad assaporare anche questo ambiente. Quindi è lì lo sforzo che bisogna fare. Wi-Fi funzionante, Wi-Fi gratuito, però Wi-Fi che supporti anche le esigenze del cliente. Mi ricordo con un incubo in un 4 stelle
infame veramente, beccato su internet. Io prendo le fregature nonostante l'esperienza, in Costa Brava in Spagna, e mi ricordo decine e decine di persone che giravano accanto alla reception, perché era l'unico luogo dove c'era wifi, peraltro lentissimo e inutilizzabile, con questa teoria di persone che girava col tablet esattamente dove la linea era migliore. Ecco, questi sono boomerang, perché poi alla fine non era l'unico problema dell'hotel, avevano una fila, una persona dedicata e una fila per i reclami, evidentemente. Quindi il wifi è fondamentale, e intanto mi fa piacere conoscere un'agenzia di viaggio, perché veramente l'agenzia di viaggio, perché questo è il futuro, non è fare la prenotazione alberghiera, lo dico per esperienza personale, la prenotazione alberghiera con una vetrina, perché allora si fa la concorrenza Booking, e Booking imbattibile, si aspetta, anche perché è una valanga di soldi. Quello su cui si vince è proprio la battaglia della personalizzazione, e ti do quello che tu vuoi e sono l'unico che è in grado di darti. Tu puoi cercare qualcosa che sia adatto ai tuoi interessi, però finisci come Claudio Scarpa, magari in una topaia in Costa Brava, hai già pagato perché era una prepagata e non te ne puoi neanche andare via. Quindi, ma l'ispirazione è stata proprio quella del concierge alberghiero, quando abbiamo idealizzato questo portale, questo sito legato proprio alla personalizzazione dell'offerta. Il concierge è quello che questo è il figlio dell'agenzia, fa effettivamente le sorti dell'utente in albergo. Sì. Chiude questo incontro il dottor Michele Prete, che è responsabile, il training manager della Chebisti, una prestigiosa struttura qui a Venezia. Poi l'ultimo intervento lo riserviamo, come ho detto, a quel monumento che è Claudio Nobile, che ci porterà dall'alto della sua esperienza per dare le conclusioni. Prego. Grazie. Mi scuseranno i colleghi le spalle perché passo da questa parte, e ringrazio innanzitutto tutti voi perché avete dato veramente un'ottima idea e un ottimo quadro della situazione di quello che significa essere un millennial e quello che significa per noi come azienda turistica, come adeguarci a questa cosa. Io vorrei fare con il mio intervento un attimo un passo indietro e tornare a quello che molti di voi già hanno accennato, che è il fondamentale del nostro lavoro, che è il rapporto umano. Perché noi lavoriamo nell'ospitalità, il che significa per voi che siete le nuove generazioni prendervi cura dell'ospite che arriva a casa vostra, quindi nel nostro hotel. E voglio farlo facendo una domanda a ognuno di voi, che è una domanda molto semplice, apparentemente, ma una domanda che in sede di colloquio, quando andrete, e mi auguro molto presto, in colloquio di lavoro, magari per una grande catena come la mia, vi può fare la differenza. Perché hai scelto questo lavoro? Stare a contatto con la gente. Perché hai scelto questo lavoro? Sempre per stare a contatto con la gente, per vedere le loro emozioni e vederla anche felice. Bene, perché hai scelto questo lavoro? Per soddisfare Tu hai già vinto, quindi la tua risposta vale doppia. Perché? Perché capire che io posso parlare con qualche persona, la parola, e fare solo discussioni, mi fa stare bene con Voce. Perché aiutando le altre persone riesco comunque ad avere una soddisfazione personale nel riuscire a realizzare i miei obiettivi. Perché riesco ad entrare in contatto con tante persone, a conoscere nuove cose, anche nuove culture, e riesco anche in qualche modo a viaggiare. E riuscire ad esprimermi a meglio con le persone. Perché mi piace poter gestire dei obiettivi. Mi piace interagire con persone che hanno culture e diverse da me.
Lei no. Abbiamo dato il loro sorriso grazie a me e il lavoro conosciuto differenti e Perché allora io prima di tutto amo il contatto con il pubblico, secondo io sono anche una cantante e quindi amo molto il mondo dello spettacolo, oltre a questo, e quindi siamo a stare stati lontani e saranno d'accordo che poi sarà un po' di incontrare a casa del 16. Contatto con le persone, il contatto con le persone e il fatto che in quel momento tu sei fondamentale per il loro giorno, per le persone. Lady in Red? Che penso di stare a contatto con le persone e renderle felici e sapere che loro, come ho già detto, ridano, cioè sorridano grazie a me. Ok. Quello che vi voglio comunicare con questo intervento è questo. Possiamo parlare ore di tecnologia, di sharing, di mettere le foto su Instagram, di mettere gli hashtag, perché sono cose che vanno benissimo e sono cose che voi sapete bene, sapete meglio di me, sapete meglio di noi. Io ho provato a spiegare a mio papà come si usa un cellulare, 5 minuti dopo ho detto prendete. Ma nel mio lavoro devo aiutare le persone che magari hanno anche le pari di padre a entrare in contatto con queste necessità. Ricordatevi sempre, e chiudo qui l'intervento perché avete già detto tanto, che questo mestiere è passione, prima di essere sterile tecnologia. Questo mestiere è contatto umano. Accogliere un ospite a casa significa guardarlo negli occhi e farsi carico delle sue necessità, prima di hashtag o contatto. Questo che vi sia chiaro. Vi deve scorrere nelle vene come sangue, questo mestiere, altrimenti non viene. Ok? L'hotel per il quale lavoro fa parte della Leading Hotels of the World. Qualcuno di voi conosce questa associazione? Sì. Sì? Chi di voi mi sa dire che cos'è? Alla. Prego. Per gli hotel più grandi al mondo e Esattamente. 400, qualcuno di più, qualcuno di meno, tra le strutture più belle del mondo. E come fa un hotel a entrare nella Leading Hotels of the World? Prego? deve avere le caratteristiche che chiedono. Esatto. Ci sono determinati standards. Vi ho fatto questa domanda perché gli standard della Leading sono stati recentemente rivisti, esattamente in questi mesi. E sapete che cosa andrà a fare veramente la differenza l'anno prossimo, piuttosto che il telefono risposto entro 3 squilli o entro questo? L'emotional engagement. Questo farà la differenza. Quanto voi da professionisti dell'ospitalità, quindi da professionisti di prendervi cura delle altre persone, saprete fare la differenza che fa la differenza. In bocca al lupo. Vi dico solo una frase. L'albergo è il luogo dove si imparano a dire le bugie. È una delle tante frasi che l'amico Nobile durante le nostre conversazioni ha avuto modo di dire. Lui fa sempre delle battute, evidentemente, fa sempre dei quiz, però nelle sue battute c'è sempre una massa di esperienze che è sempre bello sentire ed ascoltare. Quindi passiamo dai millennials, passiamo a chi invece gli alberghi li ha visti da tanto tempo e può dirci veramente tante cose sulla loro struttura e sulla loro vita. Claudio Notti.
in fronte o in front. in fronte? Buongiorno, prima di tutto. Ogni tanto, una volta al mese vado dalle mie parti, io sto anche un po' a Firenze, però il ponente della Liguria, Sanremo, è un po' la mia città. E allora vado giù, quando vado al Mentone a prendere un tè, una birra, qualcosa, perché il Mentone sono 20 minuti, parlo francese. E allora l'ultima volta che sono stato, vado normalmente in un solito bar vicino al porto, e vado lì, dico il bière s'il vous plaît. Questo è bonjour, però non si muoveva. Allora, il bière s'il vous plaît, il bière pression. No. Mi guarda, bonjour. Poi il bière carte si trompa, perché lei, diciamo, nel tono specialista, che si facciano le torte. Si vede che non basta una birra, questo bonjour, dico, beh, mi puoi dire, se farsi un tè, dico, mi dica anche un tè, però. Bonjour. E dopo ho capito, mamma mia, ho detto, guarda che mischia, ossia, è stata una lezione. Ho detto, bonjour, une bière, ossia, l'accoglienza, ossia, se non gli dicevo bonjour, e questo ha avuto ragione lei, diciamo, l'accoglienza, ossia l'accoglienza è importantissima in questo mestiere. Faccio un altro esempio. Mi arrivano 5 francesi, li prenoto in un albergo 4 stelle, sono un buon albergo, li prenoto e invece di andare a prendere all'aeroporto, voglio essere sicuro che quando arrivano non ci sia, siccome era tutta gente di una compagnia alberghiera, perché siano trattati. Per cui vado un'ora prima, dico allora mi raccomando questo, se c'è la camera un pochino meglio, faccio il racconto di questi qua. Ok, è chiaro, tutto chiaro, sì, benissimo. Questi arrivano, ma non è che succede solo in quell'albergo, lì succede, è una cosa che succede normalmente, no? Arrivano, per cui bonsoir, vous êtes chi cazzo, scusa la parola, ma insomma, come chi sono, lo sai, mi stanno aspettando, no, chiaramente sono già stati qualche tempo prima, si è andati a vedere, trovate, non c'è bisogno almeno che chiedere come documento, perché sa, in Italia ci vogliono documenti, questi documenti, carta di credito, e poi cominciano in 2 più un bagaggista. Allora questi 2, uno qui e uno lì dietro un banco, seduti dietro questo banco, perché è interessante che adesso nel vostro mestiere, quando lo farete, non si sta più in piedi. Il mio mestiere, quando stavo io, bisogna stare in piedi, forse quando c'era che correva. Adesso ti devi sedere, perché d'altra parte è normale, una cosa ecologica, forse i sindacati hanno ottenuto più. Insomma, fatto sta che cominciano uno di lì con una di quelle scatolette, l'altro che stanno questi qua, perché io ho un po' che non bazzico l'albergo e cosa stanno facendo? Sì, le camere sapevano già tutto, sapevano già chi erano, poi a un certo punto prendo il telefono, Josephine, mi vai a vedere la camera se è pronta, mi mette giù, dopo un quarto d'ora gli danno le camere. Devo andare a Lisbona, allora prenotto Hotel Carton, un albergo lì sopra la piazza, un po' nella parte vecchia, comunque l'albergo, un bel albergo. Prenoto, poi qualche giorno prima mi telefono, dice, senta, se dà il numero del passaporto, penso si vede che il fatto dei terroristi pensano si vogliono garantire questo dal passaporto, così magari controllano, pensate che fosse questo il motivo. Poi dice, che aereo prende? Ho detto anche che aereo prendevo. Arrivo, e quando arrivo lì all'aeroporto c'era una ragazza, un cartello con il mio nome,
mi segua, andiamo a una macchina, fa salire questa macchina parte, arriva davanti all'albergo di lusso, quindi c'era l'hotel, dorme, voiture, come dicono i francesi, e io scendo, vado per prendere le valigie, non ci sono nemmeno più, e arriva una ragazza, una host, forse aveva partecipato a qualche corso di bellezza, comunque viene questa qua, sorridendo, buongiorno, come sta? Va bene, ho fatto un buon viaggio. Siccome ero con la moglie, a un certo punto mi fa, dice, questo si vede che l'altro mese quando sei stato, conosci questa, la conosci il tavolo, era una, diciamo, niente, e questo mi dice, vabbè, ci seguiamo, arriva a metà del lavoro e dico, senti, bisogna che faccia i check-in, devo andare qui al banco a fare i check-in. E questa, lei mi dice, no, lei dice, no, seguitemi, follow me, e andiamo davanti all'ascensore, saliamo all'ascensore, apre la camera, fa vedere la camera, e fa vedere la camera, poi consegna due chiavi, dice, se avete bisogno di me, mi chiamo Josephine, se avete bisogno, infatti questo mi serve il numero, eccetera. E questa è stata l'accoglienza nella quale non c'è, perché sembra così complicato, ma non c'è. Se tu sai il numero l'hai già chiesto, il numero del passaporto, non c'è manco bisogno di fare questa trafila. Altro esempio, Albergo Europa, sul Canale Grande, ero lì davanti dove erano i taxi, c'era un receptionist che aveva in mano una lista, e aveva questa lista e con i clienti che dovevano arrivare, e aveva il bagaggista vicino. Mentre stava lì arriva un taxi, scende un americano, si capiva che era un americano perché somigliava un po' a Trump, ma non era, comunque era questo texano. Arriva e dice take my luggage, e questo dice sì, ma il facchino va dal receptionist, dice vuole che prendi i bagagli, chiediamogli come si chiama, il suo nome, poi si chiamava Johnson, e quello controlla, dice sorry, dice mistake, non avete prenotato questo albergo perché qui non risulta, forse avete prenotato un altro albergo. Lo guarda, poi dice senti, qui dai bagagli io ho la camera 527, questo dice, questo qui è matto, no? Perché era appena venuto da ricevimento. Il tipo cosa aveva fatto? Venendo dall'aeroporto, è passato davanti al Monaco, davanti al Bauer, ha guardato un po', poi ha visto l'Europa, gli è piaciuto di più, cosa ha fatto? Ha prenotato, dato la carta di credito, ha fatto il check-in, ha fatto tutto mentre attraccava, no? E quindi, no, per dire, come cambiano le cose. Oggi è cambiato un pochino tutto questo mondo. Diciamo, il mio tempo, edge and experience, io praticamente vivevo di edge and experience. Ora l'anagrafe non basta più, ci vuole anche knowledge. Però parlando con un guru francese di quello che succede negli alberghi di lusso, cosa succederà? Succederà che tutto è basato sul web, e quindi ormai funziona tutto ma se funziona tutto con web, il Stefano Rio, che è il mio portiere, oppure questi ragazzi di ricevimento, eccetera, che comunque stanno sempre con la testa bassa, non ti salutano mai nessuno, perché stanno tutti là a cliccare. A cosa serviranno? Nel senso che ognuno già quando parte già sa già che camera avrà, sa già tutto, l'ha già pagata, oppure quando riparte lo stesso check-out non si fa più. Era un discorso per assurdo che abbiamo fatto l'altro giorno con questo francese. Quando arriva cosa fai? Te arriva, sa già che camera ha, sa già tutto, non ha più bisogno di tutto questo. Per questo dico il futuro, pensateci un po' bene, diventa importante il barman
perché al bar, quando arrivi vai al bar, hai bisogno. Se questi ti fanno avere ricevimento, ti fanno aspettare, hai bisogno della toilette, eccetera, appena arrivi e questo ti ferma lì, eccetera. Invece diciamo che cambia questa cosa di web, cambia completamente, cambia il tipo di questo mestiere, cambia, quindi state attenti. Una cosa importantissima perché sia, diciamo, indispensabile, che devi sapere l'inglese meglio della tua lingua, perché io tempo bastavano 400 parole al basic, poi alla fine ne volevano 800, devi sapere 800. Adesso devi sapere 20.000, ma devi sapere come lo sanno loro, quindi l'inglese è talmente la lingua ufficiale, comunque lo sapete tutti di sicuro, non è da discutere di questo, però un amico mi ha detto: mi puoi raccomandare in un albergo in Brasile che fa la lingua corta? Va bene, lui è uno bravissimo, veramente bravo con un curriculum. Li chiamo, dico: avete posto, c'è possibilità di sistemare qualche parte, sa benissimo l'inglese, sa benissimo lo spagnolo, li sa perfetti. Dice: sì, ma noi la compagnia francese, devi sapere anche il francese, se non è francese, eccetera. Quindi importante, le lingue non basta manco più l'inglese, tanto devi sapere perfetto, e non basta nemmeno più. E quindi, diciamo, le lingue è importantissimo. E poi l'accoglienza. Diciamo che l'accoglienza è stata l'unica cosa che bisogna sapere. L'accoglienza, secondo me, la base è diventata, è la cosa che mancherà a voi, che mancherà al cliente, che mancherà agli alberghi, perché l'accoglienza non viene fatta più, fa tutta la cosa, tutto web, tutto macchina, eccetera. Poi la macchina prevede che tu guardi là, quando il cliente viene ti guardi là, e quindi cambia un po', bisogna, l'accoglienza diventa una cosa importantissima. Poi il resto, mentre ci siete, faccio un quesito anch'io come fanno loro. Sto seguendo c'è una bella costruzione, sto seguendo quest'anno, che aprirà a fine dell'anno prossimo. E naturalmente questo è in Piazzale Roma, vicino al Tribunale. Sono una tantina di stanze, insomma, una vera internazionale. Ci vorrà un direttore. Se ne comincerà a parlare fra 6 mesi, perché adesso stanno ancora facendo fondamenti, eccetera. Se ne parlerà fra 6 mesi. Quando se ne parla, con queste novità, con il fatto che il web, eccetera, chi prendiamo il direttore, chi mettiamo? Naturalmente devi sapere molto bene il web, devi sapere qualche lingua, devi sapere, però diciamo, io non so, veramente non so, magari le mie esperienze, perché le mie esperienze non esistono, non servono più a niente, non serve più, si serve nel senso che è un po' la tradizione, eccetera, eccetera. Ma quando prendi multitasking, sicuramente, perché devi fare un po' di tutto, poi lo sapete chi devo prendere? Se lo sapete, me lo dite, mi chiama nobioclaudio@libero.it, mi scrivete e dici: ci vorrebbe una così, cos'altro, forse lei che fa proprio questo mestiere, magari sa così, sicuramente fa parte di questi millenni. Io non voglio bloccare, però abbiamo dei tempi prestabiliti, e un ultimissimo intervento. Graditissimo ospite, il presidente dello School Club, posso dire che è il Rotary del turismo? Sì, esattamente, quindi è il club degli operatori turistici, e sicuramente anche voi ne farete parte in futuro. Tra le cose c'è anche una sezione giovani. L'amico Ballarin, che è l'unico a cui consento di portarmi via la sedia, perché è un amico personale. È stato anche amministratore delegato dell'Hotel Union, del Parco Hotel Union, che è uno dei più grandi centrovacanze del Cavallino. Quando sono pieno carico hanno 12.000 persone, quindi governare 12.000 persone non è una cosa semplice. Lui ci riusciva, e insomma è forse il maggiore esperto italiano del turismo all'aria aperta. Grazie a Ramos. Buonasera a tutti.
di millennial mi ha stimolato perché proprio nell'ultimo congresso che abbiamo avuto a Monte Carlo, qui a fine ottobre, i giovani dello Young School hanno presentato una ricerca molto interessante, molto ben fatta sulle millennial. Pertanto io me la sono guardata bene perché è una, diciamo, delle prime ricerche fatte accuratamente dai giovani dello school che provengono dai master. Era un gruppo internazionale, c'era anche una ragazza italiana che si è fatta in questa ricerca e io l'ho trovata molto interessante. Quello che è emerso è una discussione che poi c'è stata anche con lei, con questa ragazza che l'ha presentato questa ricerca, anche per diciamo, dire qualcosa su quello che è stato detto sui millennial, è emerso che anche loro, con tutta la tecnologia che abbiamo a disposizione, interessantissima, però ci dà uno standard, cioè tutto quanto quello che noi troviamo attraverso questa ricerca ed è uno standard molto interessante perché ci mette a disposizione tutto ciò che noi cerchiamo. Dove c'è la differenza? La differenza è fatta dal professionista, cioè da voi, da chi opera nei vari settori, il millennial, cioè il giovane, perché i millennial sono nati dall'80 fino al 2000, sono quelli che hanno seguito i boom, ma comunque loro vogliono e sono alla ricerca di qualcosa in più. E questo qualcosa in più può dare solo chi è a contatto con lui. E loro vanno proprio alla ricerca e la figura che è emersa è l'importanza che avrà sempre più la persona che lavora a contatto con gli operatori, con gli ospiti, e lì si fa la differenza. E la persona proprio che andrà a contatto con loro è il concierge, il portiere, quello che li accoglie, quello che li informa, e loro chiederanno sempre di più a loro cosa c'è di speciale o qualcosa di particolare. E quanto più la persona a contatto con lui riesce a soddisfare questa domanda del particolare, dove si può mangiare in famiglia, dove per esempio è una delle richieste, lo shopping, anche ieri ero presente al forum del touring shop e si parla sempre più dello shopping, perché c'è sempre più un turista che va alla ricerca di dove comprare. Queste differenze, queste informazioni, chi meglio del portiere gliele può dare? E quanto più bravo sarà il portiere di creare questa rete di conoscenze, di persone speciali, non il negozio così standard, no, vogliono il negozio particolare, vogliono capire chi fa i mosaici piuttosto che quello che fa le formule, e io ero l'altro giorno, perché mi piace anche poi con degli amici sempre dello sport che sono venuti dalla Nuova Zelanda, prima volta a Venezia, e cosa volevano? Volevano vedere i particolari. Per fortuna io conosco abbastanza la città e li ho portati dove normalmente il turista non ci va. E sempre di più il turista fa la domanda: io voglio vedere dove non va il turista. Strano, proprio una contraddizione, però sempre di più viene questa domanda. Cosa vuol dire questo? Che più il portiere, il concierge si professionalizzerà, naturalmente la lingua inglese è quasi d'obbligo, più avrà successo nella sua professione. I millennial sono persone, pertanto come tutti vanno alla ricerca delle cose un po' particolari. E chi di noi non va alla ricerca del particolare? Pertanto è una risposta che diamo all'ospite. L'accoglienza, io in azienda dicevo, i primi 5 secondi sono importantissimi, perché è il flash che tu fai quando vai in un albergo, se ti prestano attenzione, se ti guardano, perché se tu arrivi, come dicevo anche, nessuno più da male, la riflessione che fai da dove sono capitato. Se non sono importante, io che sono ospite, che pago e che vengo in questo albergo, se non mi danno nada, in che albergo sono capitato? Invece se tu dai attenzione, lo saluti, non vedi già a proprio agio. Pertanto è una professione
bellissime, non standardizzabili, andate sul particolare, professionalizzabili, e questo è il successo che io vi auguro abbiate nella vostra carriera, che è bellissimo. I partecipanti alla tavola rotonda, i partecipanti ovviamente in qualità di spettatori, ma anche abbiamo visto che c'è stata la possibilità di interloquire l'uno con l'altro, e ora la parola a chi premia. Non so chi sia incaricato. Sì, l'amico Ballarini dice che chi è interessato ad avere questa ricerca basta che lasci il nome, l'email, l'avoriello, insomma, ve la faremo avere in qualche modo. Va bene? Se no risparmio. No. Allora passiamo ora alla consegna degli attestati ai partecipanti al concorso Gran Gare. Però prima andiamo a consegnare l'attestato a coloro che hanno vinto il premio al passo. Allora, il Passo per Venezia quest'anno, è stato vinto dalla quarta classe accoglienza turistica dell'Istituto Musazzi. Complimenti. Una bellissima gita che avete fatto, avete condotto un bellissimo percorso e sono stati molto contenti. Quindi complimenti ancora. Complimenti, brave. Ci avete fatto conoscere una Venezia incredibilmente affascinante. Ricordo che l'argomento era il rapporto tra Venezia e Shakespeare. Lo sapevano benissimo, erano già preparati, ragazzi. Eccoli qua, siamo qua. Passiamo ora alla consegna degli attestati invece per i partecipanti al Passo per Venezia. Bene. Abbiamo qui abbiamo qui la nostra Presidente. Chiedo scusa, mi ha rappresentata, abbiamo ragione di rappresentante. Allora, complimenti a Enrico Giacomazzo, Istituto Algarotti di Venezia. Allora, noi diamo un attestato a tutti i ragazzi che hanno partecipato, però poi al vincitore naturalmente ci sarà qualcosa in più. Naturalmente che dovrà pagare, poi va bene. Allora, innanzitutto complimenti a tutti, veramente è stata una edizione clamorosa, complimenti, veramente facciamo gli applausi. Per la partecipazione a questa interessante tavola rotonda, scusate le spalle sempre, che appunto di solito i ragazzi sono un po' stanchi, un po' preoccupati, ma chi vincerà, chi non vincerà, e invece voi avete reagito e avete anche dato dei consigli molto interessanti che appunto, come vedete, i nostri personaggi, i nostri illustri esperti hanno preso sicuramente nota e faranno loro tutti i consigli che questi giovani ragazzi ci hanno dato. Bene, ora passiamo. Ringraziamo, prego, che succede? Questo è un piccolo dono, è un omaggio da parte
Fornace. Mazzucato. Due. È una lettera. Allora chiamerei Elisa Boscherini, Istituto Musante di Tolo. Ecco la prof che fa tutte le fotografie e poi metterà puntualmente sui social. Millennials Social Photos. Non ve lo che, prego. Grazie, complimenti. Giulia Martignoni, Istituto Musante di Tolo. Giulia! Coraggio! Bravi, complimenti. Un ti bacio perché poi sono geloso. È compleanno suo, bisogna baciarlo. Aspetta che è scritto c'è un po' che potrebbe sembrare anche una cosa. Istituto Almerini. Vedi che sorriso spettacolare. Grazie Glenn. Alina Cioara, Istituto Alberini, nell'antico di Villorba. Tutte le ore di difesa. Serena Dalferro, Istituto Cornaro di Esolo. Yes. Partigiani sono campagnolo. Grazie. Charlotte Sissè, Istituto Cornaro di Esolo. Mi sono divertito a mettere un font un po' particolare che non si capisce bene. È tipo cose di nozze, no? Claudia Bevilacqua, Istituto Beltrame, Vittorio Veneto. Grazie. Nicole De Vecchio, Istituto Beltrame, Vittorio Veneto. Siete stati moltissimi, Grazie. Non l'ha fotografata nessuno al libro. Riccardo Marsilio, Istituto Cipriani di Adria. Chiara Quintanà, Istituto Cipriani di Adria. Dall'Istituto Marchioli di Castelfranco Veneto, Raffaele Sebastian Marchese. Bravo Raffaele. Un applauso. Sempre Istituto Marchioli Castelfranco Veneto, Valentina Stragliotto. Camilla Costa, Angelo Berti, Verona. Ma no! Come no? Scusi, non la facciamo arrabbiare. No, che poi si è fatta una certa bella. Martina Zani, Istituto Berti, Verona. Va bene così, però? Complimenti.
Rita Pietri Biasi, Istituto Artusi del Comaro Terme. Vai. Ci siamo? Grazie. Claudia Grizzetta, Istituto Magnani, Salso Maggiore Terme. Non qui davanti. Facciamo dopo. Allora, Andrea Tenca, Istituto Magnani, Salso Maggiore. Eccola! Valentina Damo, vieni, Istituto Cornaro di Jesolo. Esatto, c'è una piccola sorpresa, lei canterà qualcosa per introdurre il vincitore. Grazie. Cosa canti? La pellicola del Dio. Canti classico oppure moderno? Moderno, siamo moderni, siamo moderni. No, bravo. Canti? Vai. Devi cantare per il primo premio. Ma lo mangiamo il primo con la canzone. Sono Jesolo, dammi a me. Adesso improvvisa qualcosa. Allora, il brano che vi presenterò, non so se molti di voi lo conosceranno, è un brano di Dina Menzel tratto dal film Frozen. Io lo conosciamo. Immagino. Vai. Let it go, can't hold back anymore. Let it go, turn away and slam the door. I don't care what they're going to say. Let's start a rage on. Don't ever bother me anyway. Che edizione speciale, anche la cantante che Dopo passeremo col cappello per le mani. no. Bene. Allora, permettetemi di ringraziare ancora una volta la struttura Ideali, il direttore, prego, se ci vuole. Direttore. Ma io vorrei veramente l'unica cosa, due parole, vorrei ringraziarvi perché oggi ho visto tanti bei ragazzi. Ho visto tanti ragazzi con passione, non con passione tutta con passione. Belli nel senso, oltre ad essere puliti, belli, bella presenza, eccetera, eccetera, avevano qualcosa dentro, ci hanno trasmesso qualcosa. E noi che non siamo più millennials, è pochi, 15 anni, dice qualcuno. E noi che non siamo più millennials,
vedere la passione che comunque ci ha sempre contraddistinto negli anni passati, vederlo nei vostri occhi, è una cosa per me bellissima. Quindi grazie, è stata un'edizione veramente speciale con dei gran bravi partecipanti. Complimenti. Ovviamente tutto lo staff della struttura che ha aiutato, dal manutentore al governante ai receptionist, al bar, al ristorante e così via. Volevo solo salutare e ringraziare ancora una volta i componenti della giuria, Elisabetta Furia, Jed Ciarco, Fabio Portolano. I nostri supporter, Ava, Vetreria Bisanzio, Forno d'Asolo e Cantina Fattoretto. Bene, non per ultimo devo menzionare il direttore e il caro amico qui presente, credo di raggiungerci, Claudio Tiraigno, direttore Hotel Genova nel centro di Roma. Consegnerà il voucher, il soggiorno di 2 notti, il premio per 2 persone in camera doppia presso l'albergo che dirige Hotel Genova nel centro di Roma. Hai capito? Un applauso! Allora, io saluto tutti quanti, io mi chiamo Claudio Tiraigno, come ha detto Barbara, vengo da Roma, tengo un albergo nel centro di Roma e ringrazio tutti loro per avermi invitato. Cosa dire? Non capita tutti i giorni di avere una platea di giovani, di belle ragazze, di bei ragazzi, di volti sorridenti. Ma oltre al premio, io poi lascerò la mia email a Barbara. Siccome siete tutti bravissimi, ho saputo che avete superato questo corso tutti in maniera eccellente. Se avete bisogno di qualsiasi cosa nell'entrare nel mondo del lavoro, io sarò a vostra disposizione. Lascerò la mia email a Barbara, quindi io collaboro con le scuole a Roma, quindi da molti ragazzi che vengono a fare gli stage da noi per 2 settimane, 3 mesi, eccetera, eccetera. Quindi sarò a vostra disposizione per qualsiasi cosa. Lo faccio con cuore, con piacere, perché voi siete il futuro degli alberghi. Quindi la vostra responsabilità. Perché siete quelli che state alla reception, giusto? Siete quelli che non piede di clienti. Noi siamo la prima industria italiana, quindi avete questa grossa responsabilità. Quindi auguri a tutti. Vogliono sapere il vincitore? Ma io lo sapete la prima volta, l'ho proprio scordato, ho fatto una dimenticanza alla quale chiedo scusa perché prima di tutto volgo le spalle, ma ai nostri relatori moderati da la 12ª edizione del Gran Premio AIRA Veneto. Valentina Stragliotto dall'Istituto Maffioli Castelfranco. Anna Cisternova, vincitrice della precedente edizione. Non c'era niente neanche lei. Bravo. Allora io adesso datemi un segno di pace perché perde scoccia che mi devono fare un presa di mano, un bacio. Una volta ce l'hai fatta! Suoni che si trova, suoni che si trova.
So, ma noi ce la mettiamo Vieni qua, ma lo un so, applauso ma- anche a noi docenti. Ma abbiamo si sta parlando della qualità, senza togliere niente a nessuno, naturalmente, se no poi faccio gaffa. Qua, anche un selfie, ma sì, vieni qua. Facciamo prima il primo, sono mica capace. Non so, il mio silenzio, ci sarei di tutto la prossima tua. Vabbè, festeggeremo lungo il Ma gran dai, lungo il gran canale addirittura, proprio. Con gran piacere consegno anche a Valentina l'iscrizione ovviamente all'associazione. Sì, in qualità di socio Junior, quindi fai parte della squadra, benvenuta. Esatto. Ci saranno da rifare tutte le gambe che sono qui. Vero direttore? Perché ora C'è da sai sistemare. anche questo, vero? Sì, beh, naturalmente complesso grigio di conseguenza. Bene, complimenti, dai ragazzi, veramente. Non me l'aspettavo! Siete tutti invitati. Intanto lei è complimenti.